La mobilità elettrica è oramai un tassello importante per ogni casa automobilistica e Volkswagen l'ha già pensata a dimensione di famiglia con la nuova ID.4. Per Volkswagen Vicentini proveremo questa edizione First Max, un SUV 100% elettrico con una batteria da 77 kW, 204 cavalli e un'autonomia di oltre 500 km a ciclo VLTP. Le nuove tecnologie ci permettono decisamente di accorciare i tempi di ricarica dei veicoli elettrici. Inoltre ci sono delle iniziative come Electrify Verona attivate sul comune scaligero assieme a Volkswagen che predispongono degli stalli dedicati con le colonnine da 22 kW che il tempo di qualche ora ci permette di recuperare parecchia autonomia. Le procedure di ricarica a casa, quelle domestiche, sono molto semplici, alla pari di un device e il tempo di una dormita ripartiamo con le batterie cariche. A primo contatto il D4, nonostante misure da SUV, risulta molto maneggevole, merito di un anteriore libero che gira in un fazzoletto e l'ausilio di telecamere perimetrali che, anche si orientano, facilitano ogni manovra di parcheggio. Fino a 30 km all'ora l'e-Sound, un suono artificiale, accompagna l'ID4 per avvisare pedoni e ciclisti del nostro arrivo. Poi quando la velocità sale, la vettura diventa super silenziosa e fluida, grazie all'ottima aerodinamica ed ammortizzatori ben tarati. Attraverso l'IQ Drive possiamo settare numerosi sistemi di assistenza alla guida, ancora più pratici ed intelligenti. Eh sì, perché il cruise adattivo adesso è anche predittivo e quindi legge i limiti di velocità adeguando la nostra andatura piuttosto che rallentare se legge che un veicolo di fronte a noi frena. Ovviamente a questo si abbina anche lane assist che ci mantiene in corsia. Il telaio di ID.4 è un ottimo compromesso, anche grazie alla ripartizione quasi ottimale dei pesi. L'assetto può essere elettronico e attraverso il driving mode troviamo sempre quello che meglio si addice al nostro utilizzo, rigido e giusto, anche con i cerchi da 21 pollici e con uno sterzo che è sempre pulito e progressivo. La massa c'è, ma quasi non si avverte perché l'erogazione dei 310 Nm, nonostante l'istantaneità del motore elettrico, non è brusca ma è sempre costante. Una full electric bella da guidare, grazie anche alla trazione posteriore ed è sempre confortevole e facile in tutte le situazioni. Semplice anche nelle impostazioni di guida, il selettore di marcia a portata di mano e può essere ruotato su D come un normale cambio automatico e quando rilasciamo l'acceleratore ci fa già avvertire una frenata rigenerativa di leggera intensità. Se vogliamo aumentarne il recupero, ruotiamo su B. Posizione ideale se siamo in discesa o con frequenti rallentamenti, perché la frenata avviene per buona parte col motore, tanto da richiedere poco intervento sul pedale del freno e permettere di recuperare energia per le batterie come ci mostra la barra sul cruscotto da 5,3 pollici. Al volante c'è poi un'esperienza di guida futuristica, con l'head-up display che proietta le informazioni su tutta la diagonale del parabrezza. Ci sono due layer, uno fisso con info di base, velocità e limiti, e quelle dinamiche, con realtà aumentata per navigazione ed avvertenze degli ADAS. A queste si aggiunge la barra LED, l'ID Light, alla base del cruscotto, che ci dà ulteriori avvisi per situazioni d'emergenza svolte in stato della ricarica. Un'assoluta novità per questa gamma di vetture è l'opportunità di avere una plancia ampia e libera. Con ID.4 abbiamo già percorso più di 100 km, ma ci rimane tanta strada e tanta autonomia ancora da guidare, ma non potevamo che fermarci per un attimo a Borghetto per poter apprezzare la bellezza di questo territorio che impareremo a rispettare di più grazie anche a questa nuova gamma di vetture. Se volete prenotare un test drive e configurare il vostro SUV 100% elettrico, contattate un consulente Volkswagen Vicentini.